Gramsci Lab è un centro interdipartimentale di studi internazionali gramsciani che riunisce diversi dipartimenti dell'Università di Cagliari, che nasce nel 2014 ma che recentemente si è ampliato perché abbiamo costituito esattamente un anno fa il Fondo Bibliografico Internazionale Antonio Gramsci dell'Università di Cagliari, che riunisce la grande produzione bibliografica internazionale attorno a questo autore e che ha lo scopo di creare uno spazio e degli strumenti analitici per consentire a chi si occupa di studi internazionali attorno al pensiero di Gramsci di poter lavorare nell'università, perché periodicamente vengono da noi, da varie parti del mondo, studiosi che intendono ripercorrere le radici di questo pensatore. E quindi Gramsci Lab e Fondo Bibliografico sono due strumenti che hanno l'ambizione di rafforzare la funzione dell'Università di Cagliari nell'ambito degli studi internazionali gramsciani, anche perché sia il Gramsci Lab che il Fondo hanno un taglio internazionale, nel senso che più che sul versante della filologia si occupano della traduzione filosofica, cioè degli usi che di Gramsci vengono fatti in diverse parti del mondo. E quindi abbiamo una produzione bibliografica vasta che riunisce quanto è realizzato in America Latina, nell'America del Nord, in Asia, in Africa, nel mondo arabo, e quindi è un patrimonio importante che intende svilupparsi per i prossimi anni. Questa convenzione che stiamo stipulando serve a rendere organico e permanente il rapporto di sinergia e di collaborazione tra queste due realtà, una nel cuore pulsante appunto del gramscismo storico nella città dove Gramsci è cresciuto e nella sede dove da tanti anni si svolgono iniziative scientifiche e culturali di alto livello, e l'altro l'Università di Cagliari. Quindi, dato che noi periodicamente abbiamo studiosi che vengono dal Brasile, dal Giappone, dall'India, la nostra idea è avere un flusso continuo di interazione tra la Casa Museo Antonio Gramsci e le attività di ricerca che noi realizziamo a Cagliari.